Andiamo avanti con un servizio e sentiamo le interviste al presidente Arlef Eros Cisilino e all'assessore regionale Pierpaolo Roberti in occasione della presentazione del nuovo progetto dell'associazione, ovvero Iupaltubo, il canale YouTube che racconta le avventure e al contempo le disavventure di un gruppo di giovani friulani. Sentiamo le interviste. Presidente, verrà presentato un nuovo progetto dell'Arlef, di cosa si tratta? Si tratta di un canale YouTube, non è il primo che allestiamo, ma è importante proprio perché abbiamo visto che c'era la necessità nella fascia adolescenziale, ma anche nella fascia adulta, ecco, di produrre alcuni filmati di qualità, ma anche molto spontanei, che combinano la lingua friulana, le varietà della lingua friulana che noi tuteliamo, chiaramente, portando avanti la Koiné, quindi il friulano standard, ma anche tutelando tutte le varietà, quindi anche e soprattutto quelle pordenonesi, con la capacità anche di mettere in campo le conoscenze sulla storia, sulla parte naturalistica e anche sul volontariato con la protezione civile. È importante vedere come sono coinvolti in prima persona i giovani in questo progetto. Sì, 8 giovani hanno risposto alla nostra chiamata ancora l'anno scorso, hanno avuto un piccolo, ma proprio piccolo periodo di formazione perché erano già bravi di loro e quindi hanno saputo mettere in campo dei video eccezionali come vedrete e tra l'altro con numeri molto alti. In 10 giorni di caricamento di questi video abbiamo già 20.000 visualizzazioni con moltissimi like e questo insomma ci conforta e ci sprona a fare ancora meglio. È importante vedere come si stia evolvendo la tecnologia e la lingua friulana punta alla diffusione anche attraverso questi nuovi metodi di digitalizzazione. Assolutamente sì, poi il Covid, anche lì ci siamo impegnati molto nella diffusione dei messaggi Covid, ma comunque ci hanno ristretto un momento nella mobilità fisica e questo insomma nel puntare sulle nuove tecnologie passo che comunque si sarebbe fatto, è stato fatto con maggior convinzione proprio in virtù del fatto che non potevamo magari vederci di prima persona. Assessore, progetto importante, quello presentato oggi qui dall'Arlef, si tratta di diffondere sempre di più la lingua friulana anche alle nuove generazioni attraverso la digitalizzazione. L'Arlef fortunatamente ci ha abituato a progetti sempre importanti e sempre più strutturati. Da un po' di anni si passa ovviamente, giustamente, sempre di più sull'aspetto digitale, quindi su nuovi mezzi di comunicazione che hanno un duplice vantaggio. Il primo vantaggio è quello di avvicinare sempre di più le nuove generazioni sulle quali bisogna sempre maggiormente investire se vogliamo conservare e implementare l'utilizzo di una lingua. Dall'altro l'aspetto positivo è che i mezzi digitali non hanno confini, quindi a differenza di una pubblicazione o di un'iniziativa sul territorio, quando parliamo di iniziative digitali come quelle che presentiamo oggi, sono iniziative che possono essere utilizzate sì chi vive il territorio del Friuli Venezia Giulia, ma penso anche ai tanti nostri corregionali friulani che vivono in ogni parte del mondo e che avranno uno strumento in più per sentire parlare friulano e quindi conservare quella lingua anche magari dall'altra parte del mondo e dell'oceano. E vorrei sottolineare con lei come sia importante vedere come siano proprio i giovani noi capofila di questi progetti, come parta proprio da loro questo voler sensibilizzare nei confronti del mantenimento della cultura e la lingua. Quando parliamo oltretutto di mezzi digitali che servono appunto ad avvicinare in particolare alcune fasce d'età, quelle più giovani, se pensiamo allo strumento YouTube e agli YouTuber, non possiamo sicuramente pensare di fare in modo che i protagonisti di questi mezzi siano persone che hanno un'età diversa, devono parlare un linguaggio dei giovani e quindi chi altro se non i giovani stessi possono essere i protagonisti migliori per poter sfruttare appieno le capacità di un mezzo che ha una diffusione enorme e che ogni giorno vede milioni e milioni di utenti collegati. E restiamo nel tema e sentiamo sempre le parole del presidente Cisilino che si è espresso anche in lingua friulana sul nuovo progetto Iupaltubo. Sentiamo.
Beh, sin ai 100 anni dalla nascita di Pasolini, che è importante, un avvenimento che vogliono celebrare col fatto che stiamo mettendo in vora e già mettendo in vora un canale YouTube importante di per l'adolescenza, ma anche per il livello di età ulteriore, quindi per la parte adulta. Non è il primo canale che fa sin, è importante fare i canali proprio perché danno la sicurezza all'utente di una certa fascia di argomenti, che è un argomento appunto importante che presentiamo con Iup al tubo, perché al combina sia della lingua furlana, ma anche tutte le varietà, tra l'altro della lingua furlana, quindi anche le varietà dal pordenonese, con capacità dai nostri sattori, che sono che dalla conoscenza dalla natura, dalla storia e soprattutto dal volontariato con la protezione civile. Che è un bel progetto, speriamo di fare anche molto anche così bene.